banali. Nel nostro progetto c'è quello di istituire una banca del lavoro per i residenti nel comune di Marcon, specialmente per i giovani, o comunque in ogni caso per tutte le persone residenti, magari dando l'opportunità ad aziende presenti nel territorio di avere una flat tax particolare nel caso di assunzione di giovani o comunque di persone residenti nel territorio. Quindi trovare dei sistemi affinché ci sia la possibilità di dare delle agevolazioni alle aziende qualora investano nelle persone del territorio. Sempre per parlare di sviluppi, e implicitamente è obbligatorio calcolare la logica della città metropolitana, pensiamo un attimo a uno dei piani fondamentali di questa zona, ossia il centro commerciale, che è un elemento fondamentale, è un elemento che porta anche ricchezza al territorio, ma porta anche negatività. Uno degli sviluppi che vorremmo proporre, non soltanto in ambito locale, perché deve necessariamente essere collegato al cambio spettro, è quello di proporre le chiusure domenicali, perlomeno a rotazione, renderlo assieme al Comune di Venezia, con gli altri due centri commerciali, una cosa che diventi obbligatoria, una rotazione di aperture su base domenicale. Questo per dare anche più vita alle persone che vivono nel territorio e vita alle persone che lavorano nel territorio. Sono progetti forse non del territorio, invece no, perché comunque fanno parte della nostra vita quotidiana. Ci sono moltissime altre opportunità, ma in ogni caso bisogna sempre pensare ad una città metropolitana, perché Marcon è la città metropolitana.